Un saluto ai nostri amici telespettatori. Oggi è il nostro gradito ospite il presidente dell'Ordine dei Medici di Udine, il dottor Gianluigi Tiberio. Lo abbiamo raggiunto via Skype. Buongiorno, dottor Tiberio. L'abbiamo raggiunto, appunto, sappiamo che lei è nel suo ambulatorio, un ambulatorio praticamente. È in ambulatorio adesso o no? No, non sono in ambulatorio, l'ambulatorio ce l'ho al pomeriggio. Pomeriggio. Però il mio telefono squilla incessantemente anche fuori dall'ambulatorio. Ecco, abbiamo sentito nei giorni scorsi quella che è la situazione proprio dei medici di base, dei medici di famiglia. Abbiamo sentito anche la situazione dei pediatri. In sostanza siete diventati in questo periodo, siete diventati centralinisti, perché oltre che a dover seguire i pazienti in ambulatorio ai quali date ovviamente appuntamento, siete sottoposti a fuoco di fila. Come dicevo prima, il mio telefono squilla incessantemente dalle 7 di mattina alle 9 di sera, e quindi è una situazione diciamo piuttosto impegnativa, che si riflette sicuramente anche a livello di tutti i miei colleghi, perché purtroppo la situazione dei contagi è in grande espansione, e quindi a fronte di questo le richieste da parte dei nostri pazienti sono innumerevoli, e anche le necessità di dare indicazioni, di dare rassicurazioni, di dare quelle che sono le modalità di comportamento sono piuttosto rilevanti. Le richieste cerchiamo di dare risposta per il tempo che ci rimane, nel senso che appunto il telefono è costantemente occupato, e quindi è possibile, e di questo abbiamo delle numerose segnalazioni, è possibile che i pazienti non riescano a trovare la linea, e quindi che possano dire che il medico non risponde. No, non risponde perché purtroppo ha una possibilità sola di rispondere, la sua. Qualche mio collega ha fortunatamente il collaboratore di studio, la segretaria, che può dare delle risposte, e quindi può raddoppiare la capacità di intervento, ma chi è da solo si trova in grande difficoltà. Senta, mi riferiscono che magari sulla porta di qualche ambulatorio ci sono dei cartelli: rivolgetevi soltanto per motivi importanti, per motivi validi. Però un cittadino non riesce a distinguere se il suo è un problema di poco conto oppure se è un problema importante. È chiaro che se uno sta poco bene vuole avere delle risposte, vuole capire. Certamente, questa è un'ottima osservazione che mi permette anche di spiegare un momentino quelle che sono le modalità di accesso agli ambulatori dei medici di famiglia. Dall'inizio della pandemia che abbiamo cercato di lavorare in sicurezza sia per i nostri pazienti ma anche per la sicurezza dello studio, e quindi l'accesso all'ambulatorio è limitato a un preventivo triage telefonico, ovvero l'appuntamento viene preso precedentemente a un colloquio telefonico che identifichi le necessità di venire in ambulatorio, oppure se ci sono delle condizioni per cui la gestione può essere effettuata a distanza o in maniera telematica. Ecco perché ci sono alcuni cartelli in cui si segnala la necessità di, prima di arrivare in ambulatorio, di contattare lo studio e di mettersi d'accordo per un appuntamento, e per mettersi d'accordo per un'eventuale situazione in cui il paziente si trovi da solo e non in 10 persone, evitando così gli assembramenti. Ecco, poi ci sono anche delle persone che segnalano e che dicono: mi sono sentito da solo anche nella malattia, perché in alcuni casi, magari anche in casi di Covid, sono riusciti a mettersi in contatto con l'EUSCA, e quindi i medici di famiglia non potevano andare nelle case. Per questo il motivo per cui tante persone o diverse persone si lamentano e dicono: mi sono sentito abbandonato. Allora, diciamo che le USCA vengono attivate direttamente dal medico di medicina generale qualora ne occorrano le condizioni, quindi sì, la valutazione non è diretta da parte del paziente. Ecco perché
deve contattare preventivamente il suo medico, il quale medico, valutate le condizioni, valutata la situazione, valutati i sintomi, valutate la clinica del paziente, valuta la situazione e decide quale sia il comportamento più opportuno da tenere. Quindi se serve attiva le USCA, se serve tiene monitorata la situazione. In effetti è una situazione a cui avete dovuto fare fronte così nell'emergenza, sapendo anche che il numero di medici di base è ormai sempre più ristretto. Sì, in effetti ci troviamo in una situazione emergenziale anche per quel tipo di valutazione che lei ha fatto. Purtroppo molti colleghi sono arrivati al limite della pensione e questo tipo di diciamo, decisione ha sguarnito di fatto un certo numero di pazienti, i quali hanno dovuto, diciamo, cambiare medico oppure trovare dei medici disponibili a accoglierli in sovrannumero, e questo ovviamente in una situazione in cui le chiamate allo studio sono diventate molto frequenti, questo determina un sovraccarico di lavoro, soprattutto, ripeto, per i colleghi che non hanno il collaboratore di studio e che non hanno un aiuto per poter gestire al meglio tutte queste richieste. Ecco, quindi da una parte cittadini che dicono ci sentiamo abbandonati, dall'altra medici che dicono stiamo letteralmente scoppiando, non ce la facciamo più, non riusciamo più a far fronte alla situazione, quindi troviamo un po', no? Diciamo che ci troviamo in una situazione in cui stiamo cercando di dare il massimo per dare risposte adeguate alla popolazione, capendo qual è il momento. Però capisco benissimo che dall'altra parte, qualora uno chiami lo studio e si trovi costantemente col telefono occupato, cerchi in qualche maniera un'altra risposta. Diciamo che io a questo proposito, almeno nel mio studio, ma anche altri molti miei colleghi, hanno fornito numerose possibilità di contatto, dall'indirizzo mail oppure dalla possibilità di lasciare qualche messaggio per essere richiamati, eccetera. Certo che diciamo, stiamo lavorando veramente un numero di ore rilevantissimo, e a questo proposito mi sento di ringraziare tutti i colleghi che si stanno adoperando in maniera molto professionale, cercando di dare risposte al meglio delle loro possibilità. E poi ci sono appunto i medici che sono anche sospesi, perché fra di voi ci sono anche medici che non si sono vaccinati. Diciamo che abbiamo anche questo tipo di problema, purtroppo ci sono anche fra i colleghi alcune persone che non si sono vaccinate o che non hanno fatto per tempo la terza dose. A questo proposito, dalla fine di novembre il decreto ministeriale ha posto in capo agli ordini la verifica dell'adempimento vaccinale, ed è per questo che noi ci stiamo adoperando per trovare la soluzione ai colleghi che non hanno potuto vaccinarsi. Purtroppo se non si vaccinano i termini adesso della legge sono perentori e quindi devono provvedere in tempi rapidi, altrimenti rischiano la sospensione. Ecco, a che punto siamo in sostanza? Quanti sono i medici sospesi, perlomeno qui in provincia di Udine? Ma adesso abbiamo avuto un numero diciamo, di persone che non ha risposto alle PEC, e quindi ci troviamo in una situazione di dover amministrativamente procedere alla sospensione proprio perché non hanno fornito risposta. Adesso il numero preciso non glielo do perché non ce l'ho disponibile qui, però è un numero abbastanza cospicuo di colleghi che, non avendo letto la PEC e non avendo dato risposta, si troveranno a breve una notifica di sospensione fino a che non daranno le loro controdeduzioni sulla situazione loro vaccinale. Beh, ma almeno un'idea, più di 10, più di 20, più di 30, almeno questo? Sì, siamo su un numero di una sessantina, così grosso modo. Solo in provincia di Udine? Sì, sì, di quelli che non hanno risposto alla PEC e quindi si ritrovano ad avere una comunicazione diciamo di sospensione, a meno che non diano le disposizioni per quel che riguarda l'avvenuta vaccinazione.
Senta, per quanto riguarda la situazione generale, adesso i casi stanno aumentando, i contagi stanno aumentando, quindi ci si aspetta, praticamente siamo nel momento del picco. Secondo lei siamo già arrivati? Continuerà ancora? Quali sono le sue sensazioni? La situazione dal fronte dove mi trovo fa pensare a una situazione di plateau. Siamo arrivati a una specie di livello in cui ci stiamo stabilizzando e quindi probabilmente nei prossimi giorni dovremo vedere un deciso miglioramento, o quantomeno lo speriamo. Ecco, e anche potrebbe essere, perché qualcuno azzarda anche l'ipotesi, questa potrebbe essere la coda e quindi pian pianino potremmo andare verso la normalità. Sempre la sua sensazione, è una delle ipotesi che si stanno facendo adesso, no? È un'ipotesi percorribile, c'è però sottostante un'altra valutazione che dobbiamo fare con attenzione. Se il virus continua a circolare ha anche le capacità di mutare e quindi di diventare qualcos'altro. A questo proposito, quindi, il rischio è che venga fuori una nuova variante con delle caratteristiche più aggressive e con delle caratteristiche anche più pericolose, magari resistenti al vaccino. Quindi stiamo un po' attenti prima di dare delle notizie che la situazione è finita. Io sarei molto più prudente. Bene. Dottor Tiberio, non posso fare altro che ringraziarla. Io so che lei vuole concludere con una raccomandazione, tenere sempre alta la guardia, è vero? Sì, la raccomandazione fondamentale è quella, sappiamo e abbiamo imparato a conoscere che l'uso della mascherina, il distanziamento, l'uso dell'attenzione al lavaggio delle mani, la sanificazione, eccetera, ci ha dato dei grossi risultati. Quindi raccomanderei tutti a mantenere questo tipo di abitudini che abbiamo preso e a rafforzarle soprattutto adesso in un momento di grande circolazione del virus. Bene, grazie al Presidente dell'Ordine dei Medici di Udine, Gianluigi Tiberio, grazie per averci seguito. Noi con la rubrica Family Salute e Benessere ci vediamo giovedì sempre alla stessa ora. Arrivederci.